Appassionati di basket, benvenuti al Palacus di Cagliari, con ancora 4 minuti e 30 secondi, poco meno, all'inizio, alla palla 2 di CUS Cagliari, Emanuele a Campobasso, quintultima giornata del girone sud del campionato di Serie A2 di basket femminile, una gara importante per il Campobasso che cerca una vittoria che la confermerebbe al primo posto del girone. Per il CUS invece si tratta di una sfida importante che potrebbe regalare sia i playoff che allontanarla dalla zona calda dei playout. Campobasso prima forza del girone con 42 punti, 21 vittorie, solo 4 sconfitte. CUS Cagliari invece al nono posto con gli stessi 22 punti di Civitanova Marche e appena 2 punti di vantaggio sulla zona playout, con una classifica che si fa veramente corta, che a 5 giorni dalla fine può essere fondamentale. Anche un successo in una gara così attesa anche da Campobasso, che ha ritrovato la vittoria nell'ultimo turno contro Civitanova Marche per il 67-64, aveva perso precedentemente in trasferta a Faenza. Proverà a ripetere il successo dell'ultimo turno qui al Palacus di Cagliari. Le squadre che per questi primi 3 minuti stanno finendo, completare il riscaldamento. Gli arbitri danno il segnale per permettere a tutte le giocatrici di essere pronte per la palla 2. Ricordiamo, gli arbitri sono Giulia Caravita di Ferrara e Francesca Finazzi di Milano. Sono loro due ad arbitrare questa attesa partita qui al Palacus di Cagliari. Attesa poi di scoprire anche quintetti iniziali che andranno a scendere in campo per la palla 2. Ultime indicazioni da parte dei due allenatori, Federico Sciascia del CUS Cagliari e Domenico Sabatelli del Magnolia Campobasso. Poco più di 30 secondi all'inizio, alla palla 2 di CUS Cagliari, Magnolia Campobasso, con due quintetti che stanno facendo adesso il loro ingresso in campo. Giulia Clavarella con Elena, con Rachele Porcu, Laura Reani, Emilia Bove e il capitano Roberta Di Gregorio, il quintetto scelto da Domenico Sabatelli per iniziare questa partita. Dall'altra parte invece c'è Erika Strulli, Silvia Favento, Elena Cotnis, Giulia Ridolfi, Eugenia Caldaro. Palla a 2 vinta da Campobasso, che può quindi
cercare subito il primo possesso offensivo con Porcu che riceve un passaggio consegnato, poi Bove allarga dove c'è Ravella, non viene fischiato nulla, allora tripla dall'angolo cercata di Gregorio, tiro corto e controllato poi dalla difesa del Cus. Adesso già dall'altra parte si allarga Pavento che consegna la palla in aria a Kotnis, sbagliato però il tentativo parte della giocatrice con il numero 6 Porcu a ricevere adesso in angolo ancora di Gregorio, stavolta preferisce avvicinarsi, si apre dall'altra parte per il tiro da 3 del numero 9 Clavarella, impreciso anche stavolta la tripla cercata dalla giocatrice di Domenico Sabatelli. Pavento, tiro da 3 punti sbagliato, ma il rimbalzo offensivo del Cus concede una seconda opportunità. Ridolfi apre dall'altra parte, adesso c'è Strulli, ultimi secondi per cercare il tiro, sbagliato anche questo del Cus Cagliari, con Porcu a portare la palla nella metà campo offensiva. Adesso Bove in possesso, poi va a scambiare, torna nuovamente da Porcu che riapre dopo un pick and pop con la compagna. Ancora un tiro da 3 cercato da Campobasso e sbagliato, prova il tiro da 2 piazzato, fallisce anche Kotnis, non si sblocca la partita, punteggia ancora sullo 0-0 quando sono passati quasi 2 minuti qui al Palacus. Reani va a ricevere, poi alla fine nuovamente a Porcu, il playmaker della squadra di Campobasso, serie di finte, per la fine Porcu prova a inventare ma è corto anche questo tentativo. Strulli va a consegnare il pallone a Caldaro, poi riapre per il tiro da 3 che viene rifiutato dal ferro, quello di Giulia Ridolfi, con palla che sembrava destinata ad andare oltre la retina. Adesso palla in post basso e poi si riapre ancora per un tiro da 3, stavolta mandato a bersaglio da Roberta Di Gregorio. 3-0 il punteggio, prima tripla, cercato soprattutto questa opzione offensiva a Campobasso, alla fine è riuscito a trovare i primi punti nella partita. Cus che prova ora la risposta con Strulli, anche lei da 3 punti, palla sul ferro, poi il rimbalzo è controllato da Campobasso già dall'altra parte in transizione. Ancora un'apertura per Porcu che pensa al tiro da 3, poi riapre per Di Gregorio che consegna il pallone a Clavarella, poi alla fine c'è il recupero solo per un attimo di Favento con i piedi della giocatrice che sono finiti fuori dal campo, e dunque possesso che resta a Campobasso con 8 secondi sul cronometro dei 24. Di Gregorio a battere questa rimessa per Campobasso. Con le compagne pronte a ricevere, va Reani, poi scambia con Porcu. Bove cercata ma il pallone viene intercettato da Kotnis, e adesso con Favento può attaccare il Cus che torna poi da Kotnis. Ancora Strulli, serie di finte, gli viene quasi concesso il tiro da 3 punti, poi alla fine cerca il passaggio per Ridolfi, anzi per Caldaro, ma poi c'è la palla persa anche dall'altra parte per Campobasso. Strulli portare il pallone, la playmaker della squadra allenata da Federico Sciascia, palla per Kotnis che cerca con una serie di finte liberarsi del suo avversario, alla fine riesce a trovare i primi 2 punti per il Cus Cagliari in questa partita, quando siamo giunti quasi a metà del primo quarto.
palla in angolo per Cravella che pensa al tiro per un attimo, poi si va in angolo dall'altra parte, sbagliato però il tentativo di Reani, possibilità di transizione per il Cus con Sulli, Kotnis per Favento, palleggia di mano sinistra, poi alla fine il tiro dopo l'arresto in area, fallisce però ancora tentativo Favento, bel passaggio di Porcu per Ciavarella, non riesce però. Ancora la numero 9 a sbloccarsi, così come alla fine quasi tutte le sue compagne. Sorpasso invece per il Cus che con un altro canestro di Kotnis va adesso sul 4-3, secondo canestro per la giocatrice polacca. Gregorio qui cerca di andare, alla fine Ridolfi la ferma fallosamente. Arriva il fischio degli arbitri, arriva anche il primo cambio dentro la Lituania. Laura Zelinte. Un tiro libero segnato da Roberta Di Gregorio. Bersaglio anche secondo torna avanti dunque la squadra ospite, Magnolia Campobasso. Caldaro adesso, poi pallone a cercare Favento, c'è un accenno di raddoppio, continua, insiste Favento, alla fine trova 2 punti appoggiandosi al tabellone, poi il pallone in questo caso troppo lungo per Ciavarella. Arriva il fischio perché c'è un altro cambio per Campobasso, fuori proprio Ciavarella, dentro Elisa Mancinelli, arrivata a gennaio da Napoli. Favento va a ricevere, vuole sfruttare il blocco della compagna, poi tutta sola può solo segnare in questo caso Eugenia Caldaro. Punti importanti, altri 2 punti importanti per il Cus, per la guida 8-5. Gregorio ancora di mano sinistra, poi cambia, gran recupero di Favento, possibilità di transizione 2 contro 1, Strulli la rende a Favento che poi fallisce clamorosamente questo canestro in 2 contro 1. Kotnis qui prova a fermare l'avanzata di Mancinelli, poi va a ricevere Bove, spalla a canestro, c'è il fallo però della difesa del Cus, mentre Sabatelli vuole richiede altre indicazioni alle sue giocatrici da parte del coach ospite, che manda in campo anche Sofia Marangoni. Ancora 0 sostituzioni invece per il Cus fino a questo momento. Ha messo il secondo fallo, quello qui invece il primo cambio per Sciascia, pronta ad entrare Puggioni, lascia il posto Eugenia Caldaro, ricevere qui invece palla Bove dopo la rimessa, 10 secondi per tirare. Bove con tanto spazio preferisce andare dentro, non controlla però Zelinte, altra palla persa abbastanza banale per Campobasso. Strulli può andare sfruttando un blocco, poi supera, apre Favento, poi il tiro da 3 provato da Kotnis, poi fallito. Alla fine ultimo tocco
della giocatrice polacca, dunque rimessa. Monzulli che però va in pressione alta a disturbare il primo passaggio per Marangoni, e va comunque a ricevere. Viene quasi per un attimo raddoppiata anche da Ridolfi, fatica, alla fine viene però commesso il fallo dal CUS. Terzo fallo questo quarto. Si torna a giocare dopo un altro cambio, rientrata Caldaro al posto di Ridolfi. Qui Mancinelli prova a crearsi spazio per il tiro sbagliato, c'è il rimbalzo di Zenit, fallisce però anche il suo tentativo. Strulli, Caldaro, passaggio consegnato per Favento che la protegge dalla pressione di Mancinelli, prova a sfruttare un blocco ancora. Qui il pallone restituito a Favento che poi cerca il tiro, scheggia malapena il ferro, il tentativo in questo caso della numero 5 di Federico Sciascia. Mancinelli guida il pallone nella metà campo offensiva, ancora il Campobasso che prova a girare, alla fine si va dall'altra parte dove c'è ancora Mancinelli, prova in terzo tempo a cercare il canestro, fallito però ancora una volta. Tentativo del Campobasso che dal campo ha segnato soltanto una tripla, poi gli altri 2 punti sono arrivati con 2 tiri liberi, mentre qui va a segnare ancora Eugenia Caldaro. A questo punto inevitabile il time out chiamato da Domenico Sabatelli. Terminato il time out a disposizione dei 2 allenatori chiamato da Domenico Sabatelli dopo il canestro del 10-5 segnato da Eugenia Caldaro. Le squadre pronte al loro rientro in campo con la rimessa affidata a Di Gregorio, la pressione a tutto campo del CUS Cagliari per andare a disturbare Campobasso già nella prima rimessa. Per poco il blitz non porta un pallone recuperato, ma Campobasso riesce ad arrivare nella metà campo del CUS e per la fine viene commesso fallo su Zenit. Quarto fallo per fischiato al CUS Cagliari, stavolta Mannen Lunetta. Zenit può trovare punti importanti visto che Campobasso non riesce a sbloccarsi al campo, ma fallisce qui il primo tentativo della Lituana. Bersaglio invece il secondo, conferma in qualche modo anche il 64% avuto in stagione. Fuori nel frattempo Kotnis, c'è spazio per Federica Madedu nel CUS Cagliari con Strulli che qui chiama lo schema, il blocco di Caldaro, poi anche quello di Pugioni che va a ricevere da Strulli. Eccola qui la palla per Favento, poi va da Pugioni, tiro non è da 3 sul secondo ferro, c'è il rimbalzo controllato da Marangoni che poi va a servire Bove, lotta al centro dell'area, fallo fischiato ancora contro il CUS Cagliari, contro Bove. Dunque il Campobasso torna in lunetta, Bove che segna il primo tiro libero. Fa 2 su 2. Campobasso ritorna sul meno 2 dunque dopo aver faticato per gran parte del quarto. Teggio molto basso, questa grande palla di Favento per Strulli che rinuncia al tiro, alla fine Madedu raddoppiata, c'è il fallo, anzi no, l'infrazione di passi fischiata a Madedu, dunque palla persa.
riparte con la rimessa per Campobasso. Mancinelli, Porcu tornata in campo, la playmaker che adesso prova a riportare Campobasso in parità prima della fine del primo quarto. È corto per il tentativo di Marangoni. Strulli in transizione, si può prendere la tripla qui, corta, però il tentativo da 3 di Pugioni, verosimilmente il penultimo possesso di questo quarto, con Bove che fallisce. Strulli che può guidare, uno sguardo al cronometro, può andare fino alla fine del quarto. Strulli attende per prendersi l'ultimo tiro, alla fine spende il fallo Porcu, giustamente il primo fallo. Fischiato al Campobasso, mentre esce fuori proprio Porcu per far posto a Falbo. Ultimo tentativo per il Cus, fermata ancora fallosamente. Stavolta però ci saranno 2 tiri liberi per Caldaro. Con un secondo solamente sul cronometro di questo primo quarto. Primo tentativo a bersaglio. Sbaglia il secondo, ma non c'è più tempo. Finisce il primo quarto, 11-8 per il Cus Cagliari sul Magnolia Campobasso. Piccola pausa per noi in attesa di rientrare con il secondo quarto della 26esima giornata del campionato di A2 di basket femminile. Si torna a giocare al Palacus di Cagliari per il secondo quarto, con il Cus avanti per 11-8 sul Magnolia Campobasso. Dopo un primo quarto da horror per Campobasso, con un incredibile
1 su 12 dal campo, soltanto la tripla realizzata da Di Gregorio, poi gli altri punti sono arrivati tutti ai liberi. Madeddu, Favento a ricevere, poi Strulli, il blocco di Madeddu, ancora Strulli che si prende alla fine il tiro da 2, fallisce per il tentativo, adesso Porcu per Zenit, poi si va da Marangoni, torna poi dalla Letana, raddoppiata, alla fine si può prendere il tiro da 3 Mancinelli, alla fine va invece Porcu dall'angolo, tentativo da 3 fallito, ancora Porcu qui a duellare contro Pugione, alla fine sbaglia ancora, può andare Strulli in transizione veloce, ancora va a ricevere, poi c'è tanto spazio per Pugioni, pensa per un attimo al tiro da 3, poi alla fine ci rallenta, arriva Strulli, Favento, lei sì che si prende il tiro da 3, lo segna, prima tripla per il Cus in questa partita con Favento, va a segnare, quindi sarà quota 5 in questa partita dopo i 2 punti segnati nel primo quarto. Il Zenit prova a ricevere, sbaglia il tentativo dopo il passaggio di Porco, però arriva il canestro di Marangoni con fallo, può esultare Campobasso, e che ci sarà anche il tiro libero supplementare. Sofia Marangoni, mentre serie di cambi con Ciavarella e Reani tornano sul parquet del Palacus prima del tiro libero affidato a Marangoni. Bersaglio anche questo, meno 3 Campobasso, 14-11 il punteggio, possesso per del Cus, ancora con Strulli che chiama lo schema, serie di blocchi, fine la playmaker aspetta, poi Favento che va a ricevere, restituisce per Strulli, tiro da 3 punti corto, prova a lottare a rimbalzo, non arriva però la giocatrice del Cus e Porcu invece a condurre il pallone, va ora da Ciavarella, poi Reani con il numero 23, si torna da Porcu, la doppiata solo per un attimo, Reani spazio per il tiro da 3, preferisce andare nell'angolo per Ciavarella, rimbalzo offensivo controllato dal Campobasso che può ancora attaccare con Porcu sulla linea di fondo, praticamente Reani, tanto spazio per il tiro da 3, sbagliato ancora, però rimbalzo Ciavarella, alla fine nel NIT fallisce, poi il Cus riesce a controllare il rimbalzo difensivo. Possesso adesso per il Cus con Strulli, c'è il fallo fischiato contro Del Nite in questa situazione di gioco, mentre torna in campo Cotrins per il Cus al posto di Madeddu. Sempre in panchina Giulia Ridolfi che ha commesso 2 falli nel primo quarto, che Sciascia ovviamente non vuole rischiare. Strulli prova ad affrontare praticamente da sola la difesa, poi riapre per Favento, tripla sbagliata, ma c'è il gran rimbalzo, ma calpesta alla linea di fondo Kotnis, dunque palla persa dopo il rimbalzo offensivo della numero 6 polacca. Fa invece c'è spazio per Valentina Duca in panchina per tutto il primo quarto, va a rifiattare Pugioni. Re Porco chiama il movimento delle compagne, poi la palla per Zenit che prova proprio contro Zucca, per la fine c'è il taglio ben visto e ben servito. Reani subisce il fallo, altri tiri liberi per Campobasso. 6 su 7 per ora della lunetta per la squadra ospite. Bersaglio il primo di Laura Reani, mette a referto anche i primi punti, mentre
c'è un fischio e dunque ancora Renani dalla lunetta. Bersaglio 14-13. Strulli va a ricevere dopo il passaggio consegnato, ancora la numero 7, riapre per Favento. Kotnis nuovamente per Favento, ancora la polacca qui che subisce il fallo al momento del tiro, dunque Kotnis può andare anche lei sua volta in lunetta. Sono pronta per ritorno in campo di Gregorio e Bove.
il Cus, che ha mandato in campo anche Sara Sayas. Puggioni, eccola qui Sayas, c'è il blocco di Favento che prova a sfruttare, cerca 2 punti, li trova con l'aiuto del tabellone Sara Sayas, trovando punti preziosi anche dalla panchina il Cus Cagliari. Qui la palla alla fine danza sul ferro, il tentativo di Marangoni, si torna nuovamente in parità. Ancora Sayas sulla pressione di De Gregorio, alla fine Strulli prova a vedere la palla persa dopo l'arresto sbagliato. Mancinelli battere subito questa rimessa con Marangoni, nuovamente Mancinelli, Bove in posto, c'è il gran recupero qui dalla difesa del Cus con Strulli per Favento, c'è il canestro e il fallo subito dalla numero 5 di Federico Sciascia, che permette al Cus di tornare avanti. Con Favento che non sbaglia dalla lunetta, secondo quarto a sottolineare quello di Silvia Favento, mentre Campobasso con Di Gregorio prova a rientrare ma resta sul -3. 2 minuti abbondanti alla fine del secondo quarto. Qui Caldaro aspetta l'uscita dai blocchi con qualche difficoltà di Puggioni, per la fine il pallone viene restituito a Strulli, ancora il playmaker sempre in campo finora e segna altri 2 punti importanti. Time out chiamato nuovamente da Domenico Sabatelli sul 27-22, 2 minuti esatti alla fine del secondo quarto. Time out al Palacus. Ultimi 2 minuti del secondo quarto qui al Palacus di Cagliari, tra il Cus Cagliari Federico Sciascia che guida, punteggio di 27-22 contro la capolista del girone sud Magnolia Campobasso, che sta faticando in questo primo tempo, in questi primi 2 quarti, trovare la via del canestro, specialmente nel primo quarto, un po' in ripresa nel secondo, ma è sempre sotto 27-22. Adesso dopo il time out prova a ritrovare la scossa, ma c'è l'errore da parte di Ciavarella, poi l'ultimo tocco di Mancinelli.
Dunque il pallone che torna in possesso del CUS Cagliari, che si affida ancora a Saias. Serie di palleggi, eccola qui Strulli, c'è il fischio fischiato contro Ancinelli, con il CUS che è in bonus, quindi Strulli che ha subito il fallo, può andare in lunetta. Corto il primo tiro libero di Strulli. Bersaglio invece il secondo. Fa tutta la rimessa, 1 minuto e mezzo, 6 i punti da recuperare per Campobasso. Ancora serie di palleggi, poi alla fine il pallone torna a Di Gregorio, che prova a sfruttare il blocco, il pallone fuori, nuovamente dentro, e poi alla fine ancora Di Gregorio il tiro da 3 punti che sarebbe stato importante per Campobasso. Nulla da fare, Saias può avanzare in transizione. Strulli prova ad accendersi il CUS in questo finale, poi Saias rallenta un attimo i ritmi. Ultimo minuto di questo secondo quarto, con gli ultimi anche 5 secondi. Ancora Saias che qui subisce la stoppata, può andare adesso Campobasso invece con Zenita che prova a sfruttare il mismatch e poi sbaglia però 2 volte anche dopo il rimbalzo offensivo. Strulli a guidare la transizione, Favento ferma il pallone, passaggio consegnato per Strulli che vorrebbe un blocco. Chiama invece lo schema, ultimi secondi per tirare, finisce in un imbuto, allora palla per il tiro da 2, corto e sbagliato, ma c'è un rimbalzo di Favento che poi tira subito e segna. Che secondo quarto, quello di Silvia Favento. Ultimi secondi, vediamo se riesce a trovare Campobasso il tiro, non c'è invece nulla da fare. Si conclude 31-22 il secondo quarto in favore del CUS Cagliari contro la capolista Magnolia Campobasso. Squadra adesso negli spogliatoi in attesa di tornare in campo per gli ultimi 2 quarti di questa partita. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo.
Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto un sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2019, lo spazio per tutti. Il nostro campo estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi della Sigma in via Castiglione a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio navetta e addetti alla sicurezza. Ermano Iaci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con il loro staff ti aspettano. Ma affrettati, i posti sono limitati. Si torna a giocare al Palacus di Cagliari, ricordiamo 26esima giornata del girone sud di Serie A2 femminile, quint'ultima giornata della stagione regolare, con il CUS che va alla caccia di una vittoria che sarebbe importante in chiave playoff e salvezza. Dall'altra parte Magnolia Campobasso invece vuole confermare la vetta del girone, il punteggio però dice 30-22 per il CUS Cagliari, anche grazie ai 10 punti segnati da Silvia Favento in un spettacolare secondo quarto della giocatrice numero 5 sempre in campo per coach Federico Sciascia. Dall'altra parte Campobasso ha litigato con il canestro, addirittura un 6 su 31 dal campo, tenuta a galla soprattutto dai tiri liberi, 9 su 11 dalla lunetta per le giocatrici ospiti che vogliono partire subito forte. Lo fanno con Zelnite che trova i suoi primi 2 punti dal campo in questa partita. Favento, Strulli per Puggioni, cambia tutto per Favento, ancora Strulli, la riapre per Favento, tiro da 2 piazzato dopo il passaggio di Ridolfi, appena 7 minuti quelli giocati dalla numero 3, tenuta in panchina per problemi di falli già nel primo quarto da coach Federico Sciascia. Qui c'è il gran recupero di Favento in difesa, con Strulli che può andare dall'altra parte a cercare, eccola qui proprio Ridolfi, Strulli, eccola qui ancora Giulia Ridolfi per Favento, gira il pallone sul perimetro, alla fine sbaglia il controllo, palla persa abbastanza banale quella del capitano del CUS Cagliari, Strulli sul passaggio di Ridolfi, Bove per Porcu, un Campobasso che vuole mettere sicuramente in campo un altro ritmo rispetto a quello visto nei primi 2 quarti, soprattutto un'altra precisione al tiro, ancora Zenita raddoppiata sotto canestro, trova comunque lo spazio per la fine, Bove forte al rimbalzo ma calpesta la linea di fondo, anzi c'è il fallo subito dalla numero 17 e dunque rimessa per Campobasso che può restare in zona d'attacco. Porcu per Ciavarella, aspetta il blocco, per la fine si crea tanto spazio per il tiro da 3, non trova neanche il ferro, Bove la rimette in campo ma con un piede chiaramente fuori dal rettangolo di gioco e dunque palla per il CUS Cagliari con Strulli che controlla in questo momento il pallone, può ripartire il cronometro. Puggioni ancora per Strulli, Favento, eccola qui Ridolfi, palla fuori per Strulli, non c'è fallo, alla fine il tiro da 3 di Ridolfi. Quanto è mancata al CUS nel primo tempo all'apporto Giulia Ridolfi che si iscrive al referto con questa tripla importante che mette il CUS addirittura a +9. Qui si lotta al rimbalzo ancora di Gregorio che alla fine trova lo spazio dopo il rimbalzo offensivo per segnare 2 punti aiutandosi con il tabellone. Strulli apre per Favento, tantissimo spazio per il tiro da 3 che però viene sbagliato dalla numero 5. Porcu, il pallone per Bove, la riapertura dove c'è Di Gregorio, passaggio consegnato per Porcu, ancora la playmaker riapre tutto per Di Gregorio, il tiro da 3 segnato da Roberta Di Gregorio.
ma sarà quota 12 con il secondo canestro da 3 punti di questa sua partita. Trulli, serie di finte, poi la riapertura per il tiro da 3 di Puggioni, non trova però stavolta il canestro dalla lunga distanza il Cus Cagliari. Bove, Porcu ci prova anche lei da 3 punti, il tiro lungo sul secondo ferro, si lotta, rimbalzo, Favento in qualche modo, poi Strulli in inferiorità numerica. Ora il Cus arriva in questo momento, Favento servita da Strulli, poi il passaggio anche se deviato, arriva la numero 7 Puggioni, non sa cosa fare del pallone alla fine, va da Strulli che va a servire Ridolfi, l'errore, poi Favento prova a correggere, non trova il canestro. Porco, la riapertura, il tiro per Bove sbagliato, controlla però Ciavarella, si lotta su ogni pallone, Campobasso a -4 al Cus Cagliari, qui tanto spazio ma Zelnite regala palla al Cus Cagliari con Strulli. Ora prova a rallentare i ritmi di questa partita Favento, Ridolfi, Strulli, dopo il passaggio di Puggioni prova a servire ancora Ridolfi, sbaglia il controllo e alla fine il pallone esce, palla persa per il Cus Cagliari con Campobasso che torna in possesso del pallone e Domenico Sabatelli approfitta anche per rimettere in campo Laura Reani al posto di Laura Zelnite. Porcu per Di Gregorio, aspetta che un'accompagna sia libera, serie di palleggi per la numero 11, alla fine prova a crearsi lo spazio per un tiro appoggiato al tabellone, trova il tabellone, non il ferro, tantomeno il canestro. Favento, Puggioni e adesso il passaggio per Ridolfi, ancora Favento, Ridolfi, il passaggio, Strulli, c'ha tanto spazio per il tiro da 3, alla fine lo prova, c'è Favento che però controlla il rimbalzo, altri 14 secondi a disposizione del Cus Cagliari per provare a riallungare nuovamente il vantaggio. Favento preferisce un tiro da 3 che per poco non entra, c'era Puggioni solo in angolo, Favento, Strulli ancora il rimbalzo controllato dal Cus Cagliari e altri 14 secondi che però adesso sono dimezzati. Strulli prova la riapertura, sbaglia tutto, non c'è deviazione, palla persa in possesso di Campobasso che rimette in campo Mancinelli e Marangoni. Meno di metà quarto da giocare con Campobasso che spinge per rientrare in partita, c'è un fischio. In questo caso gli arbitri che hanno qualcosa da ridire a coach Federico Sciascia. Si riattende prima di dare le indicazioni al tavolo sul fischio arbitrale. Si può riprendere però adesso a giocare con Porcu che batterà questa rimessa per Campobasso. 4 punti ancora da recuperare. Mancinelli, poi Porcu, nuovamente lei prova a sfruttare il blocco di Bove, la riapertura per Marangoni, il tiro da 3 segnato da Sofia Marangoni. Canestro importante che riporta Campobasso sul -1. Favento, solo 3 i punti segnati dal Cus in questo terzo quarto da Ridolfi che adesso prova un altro tiro da 3, stavolta non è neanche lontanamente vicino a quello che qui era riuscito a segnare il suo primo canestro il Ridolfi. Adesso gira il pallone per Campobasso
che ha la possibilità di tornare avanti e segna qui ancora Marangoni, ancora subendo il fallo. Campobasso va avanti sul 35-33 con un incredibile parziale di 13-3. Time out quasi obbligatorio, quello chiamato da Federico Sciascia in questo momento. Deve cercare assolutamente di ristabilire l'ordine nel CUS, che in 6 minuti e mezzo non è riuscito a trovare la via del canestro se non con Ridolfi. Dall'altra parte invece c'è stato un gran ritorno di Campobasso, che è andata avanti, adesso ha l'opportunità di allungare sul +2, perché c'è il tiro libero a disposizione di Sofia Marangoni, che praticamente da sola ha firmato un parziale di 5-0. Adesso ha possibilità di portarlo a 6 con questo tiro libero supplementare che consentirebbe Campobasso di andare sul 35-33. Che nel primo tempo c'era stato esattamente una situazione simile, tiro con canestro con fallo, e come nel primo tempo Marangoni segna anche il tiro libero supplementare. Cus si deve riprendere, Strulli, Ridolfi, Puggioni, fatica a controllare, poi Favento per Ridolfi. Strulli deve trovare il modo di arrivare a canestro o al tiro. Favento, spazio per il tiro da 3 dall'angolo, lo segna e riporta avanti il CUS. Silvia Favento, 13 i punti per lei, che nei primi 2 quarti giocati interamente, 20 minuti in campo, adesso stanno per diventare 30, che Sciascia non ci pensa proprio di togliere lei e Strulli, mentre Campobasso continua a cercare possibilità migliore per tirare. Alla fine esce questo tiro di Porcu fallito con il rimbalzo controllato dalla difesa del CUS. Pavento ferma il pallone, poi va a servire Ridolfi, il pallone per Puggioni, gira il pallone sul perimetro. Strulli, il pallone per Puggioni, errore, palla persa. Abbastanza banale ancora di Strulli, tanti palloni persi dal CUS, bisogna dirlo, in questo terzo quarto. Oltre all'imprecisione al tiro, Campobasso invece giocando un gran terzo quarto, qui è rientrato in partita andando anche avanti, adesso è a -1 con Porcu che rischia l'infrazione. Per la fine il pallone dentro per Bove da parte di Reani. 2 tiri liberi per la giocatrice con la maglia numero 17, con Porcu che adesso lascia il posto al suo capitano Di Gregorio, mentre sono da battere questi 2 tiri liberi per Campobasso con 2 minuti e 6 secondi sul cronometro del terzo quarto. Segno il primo punteggio in parità sul 36-36, ma ce n'è un altro a disposizione di Bove. Bersaglio anche secondo, torna avanti Campobasso. Strulli a guidare il possesso per il CUS. Ridolfi, Puggioni, ancora per Ridolfi in punta, poi Strulli, eccolo qui ancora Ridolfi, fatica a trovare spazio, allora Strulli deve inventarsi qualcosa. Favento si prende stavolta il tiro da 2, segna e subisce il fallo, ancora Silvia Favento, un po' la tripla qui, un gran canestro con fallo allo scadere dei 24, riporta avanti il CUS sul 38-37 e anche l'opportunità di andare in lunetta. Sbaglia però il tiro libero la giocatrice Federico Sciascia, miglior marcatrice della partita. Con i suoi 15 punti, mentre qui trova spazio Reani,
sbaglia, ancora però il rimbalzo offensivo per Campobasso. Mancinelli, palla per Di Gregorio, ultimi secondi per tirare, si lotta ancora al rimbalzo, alla fine Strulli, 3 da affrontare, si deve fermare il playmaker del CUS. Favento dentro per Caldaro che prova a crearsi spazio, alla fine Puggioni, passaggio rischiosissimo, deviato, Strulli in qualche modo, Ridolfi, Favento si prende un altro tiro da 3, stavolta sbagliato, si lotta a rimbalzo e Puggioni va a commettere il fallo, il quarto del CUS Cagliari. Provare a recuperare questo pallone, 58 secondi da giocare, 38-37 il punteggio in favore del CUS sul Campobasso, che però avrà il possesso del pallone. Ecco qui che viene portato dall'altra parte del campo da Marangoni, poi il taglio di Reani, sbaglia però il layup, alla fine Strulli per Favento, ancora Strulli, serie di blocchi, o meglio di finte di blocchi, e poi Puggioni ancora per Favento, se la palla scotta si passa alla numero 5, Ridolfi, un tiro in acrobazia che non trova però fortuna, alla fine possibilità di transizione per Mancinelli che fallisce, ultimi secondi, ultimo possesso di questo quarto per il CUS, con Strulli che deve portare il pallone nella metà campo offensiva. Qui c'è il tocco di piede di Reani, 7 secondi a disposizione del CUS per prendersi quest'ultimo tiro nel terzo quarto, ad allungare ulteriormente il vantaggio, vista poi degli ultimi 10 minuti di gioco. Strulli sul pallone, questa rimessa tesa di servire una delle compagne, mentre prima di far battere la rimessa coach Sabatelli preferisce far tornare in campo Ciavarella. Favento, Ridolfi, le opzioni, si va da Favento, poi il pallone torna per Astrulli che subisce il fallo, 3 secondi a disposizione ancora per il CUS, fallo ben speso quello nella difesa Campobasso, fuori Mancinelli, dentro Bove per questi ultimi 3 secondi, con Strulli adesso che va da Favento, il tiro in acrobazia, non trova neanche il ferro, controlla Reani il rimbalzo, non c'è spazio però per prendersi un tiro neanche dalla sua metà campo. 38-37 il punteggio in favore del CUS Cagliari sul Campobasso. Pausa per noi in attesa di ritornare in campo per l'ultimo quarto di questa partita. Si torna a giocare al Palacus
con il CUS Cagliari in vantaggio per 38-37. Ultimo quarto per le due squadre. CUS Cagliari e Magnolia Campobasso. CUS guidato dai 15 punti segnati da Silvia Favento, 14 invece quelli di Roberta Di Gregorio, insieme a Sofia Marangoni hanno un po' permesso in un importante terzo quarto al Campobasso di rientrare in gara dopo essere state sotto anche di 9. Gira il pallone sul perimetro del CUS Cagliari. Favento qui lotta sul pallone, per la fine Kotnis perde il possesso, rimasta a lungo in panchina nel terzo quarto la giocatrice polacca. Problemi di falli, 3 come Caldaro, 3 qui Campobasso prova a trovare la possibilità di riportarsi avanti ancora con Di Gregorio. Ultimi secondi, ma c'è un fischio contro la difesa. Ancora Caldaro, 4 falli per lei. Situazione inizia a farsi pericolosa, allora fuori per far rientrare Ridolfi. Da parte 4 falli per Bove. Reani va dentro dal suo centro Zenita che subisce fallo. È la possibilità dunque di andare in lunetta. Quindi 1 su 2 finora. Uno su 2 nel terzo quarto, vediamo se riesce a ripetersi o a migliorare. Per ora 1 su 1. A 2 su 2 riporta avanti Campobasso sul 38-39. CUS Cagliari che insegue con il possesso. Ridolfi, Favento per Puggioni, ancora qui Striulli che vuole andare al centro dell'area per Kotnis, che poi subisce, anzi commette il fallo dopo aver perso. Attenzione perché anche per lei è il quarto. Si riparte con la rimessa, resta però in campo la giocatrice polacca. Si riparte con la rimessa. Marangoni ha già portato il pallone dall'altra parte. Ciavarella, tanto spazio, aspetta il blocco. Si va ancora da Zenita, stavolta i 2 punti arrivano dal campo. Sarà quota 7. Importante l'apporto della Lituania. Favento aspetta il suo per Ridolfi. Striulli, ancora Giulia Ridolfi, gira il pallone. Favento, Ridolfi, Striulli, la palla in angolo. Alla fine Puccioni se lo deve prendere questo tiro perché mancavano solo 2 secondi. Lo sbaglia con Campobasso che può già andare dall'altra parte, con Marangoni che chiama il movimento delle sue compagne. Ciavarelli in mezzo, ancora al centro dell'area, ancora Zelliti, ancora 2 punti. Fatto tutto lei in questo quarto, gran parziale e time out obbligatorio per Federico Sciascia. Questo che dal vantaggio di 1 punto adesso si ritrova sotto di 5, 6-0, fischiato firmato interamente da Laura Zelnite. Salita a quota 9 con i suoi 6 punti. Questi primi 2 minuti di gioco, indicazioni di Sciascia per le sue giocatrici che non possono lasciarsi sicuramente sfuggire un'occasione del genere. Dall'altra parte però Campobasso, dopo un primo tempo da dimenticare, è tornata a fare quello che sa fare meglio.
dimostrare di essere non a caso lì davanti a tutti in classifica. Parte ora il cronometro con Strulli, Puggioni, Favento, Ridolfi, palla deviata, fatica a controllarla, alla fine però ce la fa Giulia Ridolfi. Puggioni, tanto spazio per il tiro da 3 ma non se lo prende, alla fine il pallone scotta, allora si va da Favento, palla per Strulli, sola contro la difesa, riapertura per Puggioni, alla fine Favento si deve prendere ancora un tiro complicatissimo, mi ha segnato di diversi, questo non va a bersaglio. Adesso Campobasso dall'altra parte, c'è la finta di blocco, vuole andare dall'altra parte di Gregorio, sbaglia però la numero 11 Strulli, il tiro da 2 in transizione, sbagliato però ancora il tentativo del Cus, che non è ancora riuscito a mettere a refritto punti in questo quarto. Con 3 invece i falli fischiati contro la difesa del Cus, che adesso deve provare a contenere una scatenata detenita, palla nell'angolo per Di Gregorio, poi si va dentro da Marangoni, il tiro ancora a bersaglio di Sofia Marangoni per il +7. Favento, Ridolfi, il tiro da 3 sbagliato di Kotnis, poteva permettere al Cus di tornare in partita in questo quarto, però sembra aver finito la benzina la squadra di casa, con il pallone nell'angolo, ancora Marangoni a palleggiare, alla fine trova lo spazio, il tiro nell'angolo, fatica a controllarlo, alla fine ce la fa in qualche modo Ciavarella, possibilità per Di Gregorio, il tiro da 2 di Gregorio, importante, anche se è solo da 2 punti, perché vuol dire +9, vuol dire massimo vantaggio Campobasso. Puggioni, Favento, Kotnis, gira il pallone però non trova gli spiragli giusti, alla fine Favento, il tiro sbagliato, resta a terra la giocatrice, non c'è fallo, resta in attenzione, qui c'è il fischio e tecnico contro Sciascia, che si è lamentato per il mancato fischio su Favento, è andata al tiro, finita per terra e alla fine viene allontanato l'allenatore con Ridolfi, che intanto torna in panchina. Sarà il tiro libero che batterà Di Gregorio. Lei si è presentata in lunetta. Segna anche questo tiro. +12 adesso per Campobasso, con questi tiri liberi segnati da Di Gregorio e possesso in mano. Questa metà di quarto ha praticamente sancito l'allungo decisivo per Campobasso, che adesso può ancora attaccare con Ciavarella e chiudere probabilmente i conti. 52-38. Il Cus, vediamo se prova a crederci, almeno a tornare a segnare, cosa che non è riuscita a fare in questo quarto, con il pallone che continua a girare, con adesso il pallone servito da Kotnis. Ci pensa lei a togliere in qualche modo il coperchio dal canestro per il Cus Cagliari, con adesso che Andrea Chiani, che dalla panchina del Cus, che dà indicazioni. Difesa
piazzata malissimo, concede tanto spazio ai tiratori, alle tiratrici del Campobasso, che adesso qui va a bersaglio con Ciavarella. Più 15, massimo vantaggio ancora per Campobasso, con Puggioni che deve prendersi anche questa tripla. La difesa del Campobasso gliela lascia, e poi alla fine infrazione di passi contro Porcu dopo questo controllo e palla persa. Rimessa battuta, Strulli aspetta un blocco ancora, Pavento, ultimo secondo, si deve prendere il tiro da 3 da lontanissimo, alla fine c'è l'errore, c'è il rimbalzo, ha provato Pavento ma non c'è stato nulla da fare. Campobasso che adesso deve solo controllare senza però fermarsi troppo. Qui tantissimo spazio, ancora praticamente sola Zelnita che fallisce però il tiro piazzato da 2 punti, ultimi 4 minuti di gioco, con il tiro da 3 ancora sbagliato, forzatissimo da parte di Cotnis, ma per tornare in partita serve uno strappo del genere al CUS Cagliari. È andata completamente in apnea di Gregorio, serie di palleggi, alla fine Porcu, il tiro allo scadere dei 24, controlla il rimbalzo però Campobasso, sembra quasi un segnale di resa per il CUS. Ultimi secondi ancora, aspetta Campobasso, fa passare secondi sul cronometro, alla fine no, non arriva il tiro, Porcu segna ma con la sirena che aveva già suonato da diversi istanti. Dunque palla persa, possesso per il CUS che rimette in campo Sara Zayas. 3 minuti e 49 secondi giocati nel resto della partita, con 2 punti messi a referto. Pavento, Cotnis, Zayas, Strulli, eccolo qui lo scambio con Cotnis, il tiro da 3 corto, Pavento si prende il tiro da 2, lo segna. Ancora il pallone a guidare Campobasso, fa scorrere secondi preziosi sul cronometro, ancora consumare praticamente tutti i 24 a disposizione, poi arriva anche la tripla di Ciavarella e chiude probabilmente definitivamente i conti. Time out chiamato dalla panchina del CUS Andrea Ghiani, perché ricordiamo coach Sciascia è stato allontanato dopo le proteste per un fallo non fischiato su Pavento. Ultime indicazioni per i due allenatori dunque, ma con la partita che sembra aver ormai già decretato il suo verdetto, 58 a 42 il punteggio per Campobasso, che è rientrata prepotentemente in partita dopo i primi 2 quarti disastrosi. Cus è riuscita in qualche modo a contenere, chiudendo comunque il terzo quarto avanti 38-37. Non c'è stata invece storia in questi 7 minuti e mezzo del quarto quarto. Un Campobasso che ha allungato sul più 16. Non è rimesso in gioco da Pavento per Strulli. Zayas, ancora Strulli, Pavento, Kutnis, eccola qui Zayas
Pavento gira il pallone, Kotnis vuole spazio, alla fine riapre per Strulica, spazio in angolo per il tiro da 3, segnato, prova a dare segnali di risveglio il Cus. 2 minuti però dalla fine, con Campobasso che presumibilmente farà trascorrere quasi tutti i secondi a sua disposizione come nei precedenti possessi. Gira il pallone, Ciavarella, servita nuovamente, poi va da De Gregorio, il tiro da 3 punti e ormai segna con una facilità disarmante Campobasso anche da 3, ancora con Di Gregorio. Pavento per Caldaro, la riapertura per Strulic, c'è deviazione, pallone che resta lì. Kotnis va a ricevere dopo la rimessa, primo minuto e mezzo, Saias, Pavento, si va da Striulli, Pavento, il tiro da 3 sulla sirena, non va però a bersaglio. Di Gregorio, pronta a rientrare anche Zuccacic, c'è tantissimo spazio per Ciavarella, praticamente isolata. Eccoli qui i cambi, spazio anche per Elena San Martino, non aveva messo piede in campo, ultimo minuto e anche 8 secondi per lei. In questa partita che è il Campobasso ampiamente aggiudicata grazie a un quarto sicuramente importante sia dal punto di vista offensivo che anche difensivo, perché il Cus non è veramente riuscito a segnare. Adesso torna a dare un po' di continuità al suo attacco con Kotnis, altro canestro per il 63-47. Campobasso adesso con Porco, la riapertura, palla fuori per ancora nuovamente per Porco da 3, il tiro sbagliato, c'è San Martino che però controlla per un attimo il rimbalzo, il pallone che esce. Torna in campo anche Alessandra Falbo, lei ha messo piede in campo soltanto per gli ultimi 7 secondi del primo quarto. Qui bisogna aggiungere questi 34 finali. Zucca scambia con Saias, pallone ancora difficile da controllare, poi Kotnis pensa per un attimo al passaggio, poi ha spazio, si prende giustamente il tiro, altro canestro da mettere al referto per Kotnis. Ultimi secondi, vediamo se farà trascorrere tutti Campobasso, anche se sembra volersi giocare anche quest'ultimo possesso con Porcu. Il tiro preso proprio da San Martino appena entrata e poi alla fine al rimbalzo suona la sirena, finisce 63-49 per Campobasso qui al Palacus di Cagliari, dove il Cus ha dominato per i primi 2, poi Campobasso è tornato prepotentemente all'attacco, segnare canestri con tanta continuità, faticato invece il Cus a mantenere i ritmi dei primi 2 e alla fine i 2 punti se li è portati a casa la squadra allenata da Domenico Sabatelli, che si conferma dunque prima nel girone sud del campionato di Serie A2 di basket femminile. Da Roberto Carta è tutto, ai prossimi appuntamenti con il basket e con Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.